Posso fare una domanda su questa faccenda dei banchetti dei piccioni? Lei che cosa ne pensa? Come pensa? Certo non è allegra la faccenda nei nostri confronti, comunque siamo due fazioni diverse, come già è stato scritto anche dai vostri colleghi. Siamo 7 propensi che avevano già accettato perché avevano capito che il problema dei piccioni era già diventato, diciamo, problematico, sono anni che era così, e allora c'era stata questa proposta del comune di volturarci le licenze. Io sono uno di quei 7 che ha accettato la voltura delle licenze. Riguardo i miei colleghi non so poi cosa avranno idea di fare, comunque adesso siamo arrivati al punto che ognuno pensa per sé, diciamo, nel senso, perché loro hanno detto che ricorreranno al TAR. Noi appena che avremo un altro incontro, penso con gli addetti, con l'assessore, con quello che è, l'importante è che ogni incontro che è stato fatto, sia con l'altra fazione che con noi, e il problema è stato quello di individuare delle aree apposite dove metterci in sostituzione a questo lavoro qua. Pare che l'ordinanza dica che insomma una decina di Sì, postazioni ci 12 saranno. ricorreranno al TAR, invece 7, io faccio parte uno dei 7, c'è stato questo, No, dicevo che l'ordinanza dice che non saranno tolti completamente, ma che ci saranno una decina di licenze. No, aveva sempre detto che, diciamo, l'ordinanza dovrebbe entrare attiva in aprile, il 1° di aprile con scadenza, e lì subentra la sospensione del plateatico e la reintegrazione, diciamo, del divieto di dare da mangiare i piccioni qua in piazza San Marco. E invece per gli altri dobbiamo ancora cercare di individuare bene delle aree in sostituzione, diciamo, perché già il commercio su Venezia è un po' problematico e caotico, perché ci stanno facendo adesso una ristrutturazione dei posti, dei plateatici. Comunque, diciamo, io almeno sono abbastanza, diciamo, ottimista. Poi certo non è facile, perché non è facile, diciamo, sistemare, perché Venezia ha tantissimi problemi con la viabilità, con tutto, però Ma lei che lo vede tutti i giorni, sì. eccetera, è vera questa Cosa? faccenda, cioè che i piccioni sono aumentati e che Diciamo che una volta regolarmente venivano presi e portati via, tenuti in numero limitato, sopprimevano quelli malati, lasciavano quelli sani. Diciamo che ultimamente da un paio d'anni a questa parte sono abbastanza sani, che dopo dicono che portano malattie. Qualsiasi animale allo stato, diciamo, selvatico propaga malattie, diciamo, l'uomo ne propaga moltissime, che poi se dopo vengono qua e facciano in testa e prendono magari gli individui più, diciamo, più mal messi di tutti, un conto, però sono stati fatti altri test che, insomma, scusi, lei stava dicendo che ci sono anche tanti uomini qua che non è nel senso, nel senso che Sì, nel se senso che facciamo, siamo tanti di tutti. se facciamo un test come c'è stato fatto, diciamo, il portatore maggiore di malattia è l'uomo, non l'animale, perché sotto un millimetro quadrato ci sono più di 10.000 germi patogeni, sono test, non sono cose che mi sono inventato io. Poi appunto quando c'è stato il problema della viaria, sono fatti dei test, sono stati iniettati dosi massicce di viaria sui piccioni e sono completamente immuni. Se dopo dicono, non so, ci avranno... Dicono anche che distruggono i monumenti, no? Che distruggano, a me non sembrano che siano, come avevano detto, a colpi di becco distruggono i monumenti. Insomma, dai, la disgregazione del marmo è fatta, diciamo, dai fumi di Marghera, che trasforma il marmo in gesso. Poi se sopra si appoggia il piccione o c'è un po' di pioggia che subentra dentro e poi si crea il ghiaccio, la fessura, si spacca il marmo. Cioè, il degrado c'è, perché sono monumenti che sono 600, 700 anni, 1000 anni che sono qua. Dopo che il piccione faccia danni, non penso che siano i danni enormi come dicono. Se il piccione sporca, sì; crea danni, no, perché è stato fatto un test dei Lloyd di Londra che hanno messo a disposizione un pezzo di marmo per un anno ai piccioni, sotto lo strato di guano dei piccioni l'hanno pulito e il marmo è rimasto intatto, l'altra parte era tutto corroso. Perciò non è che il guano del piccione corroda il marmo, ecco, perché certe cose dobbiamo dirle come sono. Se dopo loro tengono a far vedere i test che propongono da parte loro è un altro conto. Comunque Questa sua il problema dei piccioni c'è, sono anni che va avanti e siamo arrivati a un punto che bisogna risolverlo, questo sì, ecco. Questa sua attività rende molto. Cioè, rende come un lavoro qualsiasi. Io ho fatto una scelta, guarda, io ero elettricista, piuttosto stare rinchiuso o sotto padrone 8 ore al giorno, preferisco venire fuori qua a lavorarmi 5 ore, 6 ore, quello può essere, sotto vento, pioggia e neve. C'è un lavoro normale, ti ha una paga come un operaio qualsiasi. Però qua rispondo di me, se voglio chiudo, se voglio apro, non ho problemi. Se magari viene un mio amico, andiamo a bere un caffè, chiudo. Sotto padrone non puoi farlo. Però diciamo che c'è l'inconvenienza, che c'è un lavoro che è prevalentemente estivo, cioè perché quando incomincia l'inverno, tra la settimana prossima cambia l'orario, cominci a avere meno ore di luce. Se pioggia, se è vento, se è acqua alta, non c'è nessuno che ti dà la giornata, cioè non è un'attività come quelle là
che piove posso vendere gli ombrelli, posso vendere gli stivali dell'acqua alta. Ecco, è una scelta che ho fatto anch'io, era di mia madre, prima di mia madre era mio padre, prima di mia madre mio nonno. Cioè sono licenze ereditarie, non si possono, ad esempio questa licenza qua, sempre se non c'era questa ordinanza nuova qua, io potevo passarla a mio figlio. Se mio figlio non la vuole, basta, la licenza veniva depositata, sono licenze che vanno a morire, perciò non è che si possono vendere, si possono cedere, perciò siamo arrivati a un punto che evidentemente c'è qualcuno che spinge un po' troppo sotto sovrintendenza ai monumenti. E adesso lei cosa pensa di fare dopo che entra? Giustizia, adesso io faccio parte di quei 7 che dovremmo volturarci la licenza e ci troveremo per delimitare delle aree apposite, ecco. Poi io non so come faranno loro una volta fatto ricorso al TAR. Ovviamente voi siete d'accordo nel spostarvi da Piazza San Marco? Sì, solo che la licenza, noi abbiamo capito il problema dei piccioni, la voltura non riguarda più il grano turco dei piccioni, è una licenza qualsiasi di attività commerciali, insomma, come souvenir, ecco. È solo di trovare l'area apposta. Gli altri miei colleghi che ricorreranno al TAR non so, perché una volta che il TAR li boccia, diciamo, boccia la sentenza, non so cosa faranno, perché mi sembra che da parte del comune non ci sia più nessun, diciamo, aiuto ulteriore nei loro confronti una volta che il TAR dovesse bocciarli. Io gli auguro di no, però. Ci può dire come si chiama? Sì, io mi chiamo Zennaro Michele, sono titolare di questa licenza. Prego.